Assolutamente sì, è un momento molto importante perché sia il momento di oggi che avete visto, insomma, avete ammirato la bellezza del soffitto dell'aula consiliare Morello, che fa il paio con il museo all'aperto realizzato nella Via Vanelle. Sono opere di rigenerazione urbana, parlo anche di quello di Via Vanelle, che non vede solo il momento artistico bellissimo, perché già ci è stato consegnato un progetto esecutivo per il rifacimento della pavimentazione, per l'illuminazione e per quant'altro possa servire a ricucire quella ferita che c'è in questa città, purtroppo lasciataci dalla frana del 2005. Io sono immensamente grata all'Accademia di Belle Arti di Firenze e al suo rappresentante, il professore Vinci Guerra, ai ragazzi che hanno saputo non solo in maniera molto, come dire, appassionata e spassionata realizzare tutta questa bellezza, ma hanno anche interagito tantissimo con i naresi, e questa credo sia una cosa bellissima, e devo dire è una nostra prerogativa quella dell'accoglienza. Non c'è narese che non conosce questi ragazzi, non c'è narese che si ferma per sapere se hanno bisogno di qualcosa o offrire loro qualcosa. Devo dire è un momento veramente bello, ce ne saranno altri. E Via Vanelle si candida a diventare qualcosa di molto bello. Assolutamente sì, già con delibera di giunta abbiamo formalizzato il museo all'aperto, si chiama MAN, Museo all'aperto Naro. Adesso insomma abbiamo parlato anche col professore, con la primavera verranno altri artisti, questi che ci sono, ma anche altri artisti internazionali, per proseguire questo percorso di arte in Via Vanelle, e noi come Comune faremo la nostra parte. Speriamo che ci finanziano il progetto che è già esecutivo e che vede la pavimentazione, l'illuminazione e quant'altro necessario per la rigenerazione urbana della Via Vanelle. Professore Vinci Guerra, artefice insieme al Comune di Naro di questa collaborazione che da una parte ha restituito Via Vanelle alla bellezza e oggi inaugura questo affresco. Ecco, come nasce questa collaborazione, come si evolve e cosa ci sarà in futuro? La collaborazione nasce 2 anni fa mediante una convenzione con il sindaco del Comune di Naro, Maria Grazia Brandara, collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Firenze. Da quel momento in poi si è aperto tutta, diciamo, una possibilità che ha permesso l'Accademia ai miei studenti di poter mettere a frutto tutto quello che hanno imparato dentro l'Accademia, tra le mura della scuola, e davvero come una verifica, un primo contatto col mondo del lavoro si trovano a realizzare queste opere, spesse volte di grande impegno professionale. Sono e anche realizzate con materiali che non sono quelli di tutti i giorni, recuperando vecchie tradizioni, vecchi materiali. Assolutamente, assolutamente. Oggi, se vogliamo parlare di futuro, dobbiamo guardare con molta attenzione quelle che sono intanto i materiali del territorio, tipici, e secondo l'utilizzo di materiali che non producono inquinamento. Sarebbe un controsenso parlare di bellezza, parlare di arte e poi inquinare, non ha nessun senso. Nel caso del dipinto di Naro abbiamo preparato le stesure d'intonaco utilizzando semplicemente la sabbia tipica molto utilizzata nel territorio, è quella di Camastra, è la sabbia rossa molto silicea e non è per niente salina, è una calce comprata a Ribera, ottimi materiali, non abbiamo registrato nessuna lesione, fessurazione, perfetta. Il museo all'aperto è un progetto in corso o è terminato? No, il museo all'aperto, diciamo, è un museo che continuerà a crescere e raccoglierà artisti da tutto il mondo, io mi auspico.
che è importante avere un luogo, un contenitore all'interno della città che diventa un qualcosa che raccoglie opere, raccoglie figure, creativi, aperto a tutti. Cioè non c'è, è un museo all'aperto, è bello per questo, che chiunque in qualunque momento può andare a vedere i suoi quadri preferiti senza nessun filtro, senza cancelli e senza nessuna limitazione.